Sono buoni gli ultimi dati economici e occupazionali del Veneto. La crescita del PIL, il prodotto interno lordo, così come la situazione occupazionale sono soddisfacenti se raffrontati con ciò che accade nel resto d'Italia. E questa è la doppia lettura. Il Veneto sta bene se lo si mette a confronto con altre realtà nazionali, ma in termini assoluti potrebbe stare meglio. 1% di crescita è maggiore della media del resto d'Italia. Il Jobs Act ha funzionato probabilmente molto più in Veneto che altrove. Il dato positivo è che le nostre imprese hanno utilizzato gli strumenti della Regione del Veneto, quindi non solo quelli nazionali, per aumentare il livello di occupazione. Ma a livello nazionale bisognerà andare oltre le politiche del Jobs Act se si vuole ripartire davvero. E va da sé che bisogna abbassare la tassazione e rendere la loro vita sotto l'aspetto burocratico meno pesante. Solo se aiutiamo le imprese avremo buoni posti di lavoro, altrimenti avremo solo dei picchi ogni tanto. Insomma, annunciare una crisi che volge al termine appare ancora una previsione piuttosto avventata, perlomeno però si può dire che il peggio è passato. Il peggio è passato perché siamo andati tanto in basso, perché la crisi ha mietuto vittime. Pensiamo anche agli imprenditori, e questo deve essere un pensiero, che si sono tolti la vita per eccesso di dignità, perché non volevano accettare che il loro lavoro venisse cancellato. Ma ha mietuto tante vittime tra aziende importanti, nomi importanti del Veneto che sono scomparsi, che hanno cambiato nome, sono andati in proprietà straniera, e troppi posti di lavoro persi. Ricordiamoci che il saldo continua a essere negativo. Dal 2008 ad oggi sono quasi 100.000 i posti di lavoro che non ci sono più.